Ragazzi, benvenuti nel primo episodio della rinnovazione dell'appartamento che ho preso. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi consiglio di andare a recuperarvi questo video qua in alto a destra. I lavori principali da fare di cui ci occuperemo in questo episodio sono in queste due camere. Questa qua matrimoniale alle mie spalle e una camera singola qua dietro. In questa camera ho già cominciato a fare dei lavori che sono la rimozione lì del termosifone. Tanto in questo appartamento non c'è la caldaia, quei termi lì erano degli anni 60, non funzionano più, non ha senso, è una camera piccola e quindi andava tolto. I lavori che dovremo fare in questa stanza sono semplicemente un rinnovo, quindi stuccare tutti i muri, colorare, sistemare un attimo le porte, cambiare i battiscopa, dare un attimo di senso, sistemare la finestra e arredarla. Stessa cosa va fatta qua per il corridoio, anche se qui il lavoro semplicemente da fare è quello di stuccare, pitturare, cambiare le cornici. Stessa cosa in questa camera da letto, che è ovviamente quella matrimoniale, va tolto tutto, spostato in quella stanza di là che per il momento non tocchiamo, quindi grattare, sistemare i muri e dargli il colore. In questa stanza ho già cominciato a sgomberare un po' di robe, sgomberiamo anche questa per poi andare a mettere a terra il nostro tappetino in cartoncino. Odio fortemente mettere la pellicola, quella da pittore, diciamo, per terra perché si sporca, si distrugge. Questa qua è la prima volta che lo utilizzo, ma mi sembra l'alternativa migliore. Ok raga, prima stanza tutta coperta. Direi che questo coso qua, rispetto al solito quell'altro marroncino tutto filetti fatto strano, questo qua l'ho visto da Bricoman, ho detto sai che c'è, spettacolo, approvatissimo. Finita la stanza passerò poi a fare il corridoio, ma prima voglio fare e coprire anche questa stanza, che ha sul lato dei battiscopa in legno, sugli altri tre lati dei battiscopa murati che vorrei togliere a sto punto, o li lascio, non lo so, tanto forse li lascio. Posto questi e comincio a pulire e a rivestire almeno da là in fondo. Poi quando arriverà anche Ezio a aiutarmi dovremo spostare l'armadio lì alle mie spalle. Wow, porco cacchio. Potete vedere perché ci sono questi e questi graffi. Eccone una. Poi abbiamo 2, 3, 4, 5 tasselli. 5 tasselli e 99 su 100 questi tasselli sono di questa canalina che è stata messa. Top. Devo mettere delle viti più corte. Ora invece ho recuperato anche il martello pneumatico, per cui anche questo battiscopa orrendo lo andiamo a togliere. Tutto il battiscopa in marmetto lì è stato tolto, ho già pulito tutto, già sistemato qualsiasi cosa. Ora quello che mi rimane da fare a questa stanza è smontare questo mezzo Pax, metterlo nell'altra stanza e continuare a chiudere con la carta per terra, così 1, 2 e 3 ambienti li abbiamo fatti. Dopo di questo possiamo pensare all'ordine esatto delle operazioni che dobbiamo andare a fare. Come primo risultato non c'è affatto male raga, svuotato tutto, tolto il battiscopa orrendo, coperto dappertutto, coperto il corridoio, coperta l'altra stanza, ho tolto già tutte le cornici delle porte perché tanto verranno sostituite sia esterne che interne. Giornata 2, oggi c'è il buon e vecchio Ezio ad aiutarmi con questi lavori qui. L'obiettivo della giornata qual è? Tappare questo buco gigante, un po' quello lì sotto, e nella stanza invece quella matrimoniale dove ieri ho tolto tutto il battiscopa, stessa questione, dobbiamo riempire con la malta bastarda che abbiamo già recuperato. Quindi vecchio mio, si va sotto, maltina e smaltiamo. Aspetta.
finito di dare almeno la prima parte di malta bastarda. Ora pranzo e quando è asciutto daremo il rasante per chiudere sia questo che quell'altro. C'è un'altra roba che sto valutando se fare o meno. Qual è la stanzetta piccola? C'è solamente un punto presa lì e un punto presa là, ma niente qui dove ci va il letto alla fine, per cui sono quasi tentato di fare una traccia dritta fino qua, scatoletta, e mettere un altro punto presa qua dietro. Qua ovviamente non posso perché abbiamo la porta scorrevole. Più che altro il discorso che ragionavo era, per fare la traccia sì, una rottura di palle, ma ho già il tubo corrugato, ho già le scatole da incasso, ho già tutto, devo solo fare la traccia, quindi è solo quella la rottura di palle. Ci mangio sopra e ci ragioniamo meglio dopo. Allora, alla fine della situazione è venuto via un pezzettino di intonaco e la siamo sentita di togliere tutto questo muro perché veniva via con una facilità disarmante. Abbiamo fatto un attimo 2 calcoli per mettere le prese in più, ve le spiego velocemente. Questo qua che vedete è il letto che voglio mettere qua di Ikea. Occupa questa parte qua da 20 a 30 cm e qua sopra volevamo mettere la presa con l'interruttore. Come vedete dall'immagine, di solito la presa qua in alto con l'interruttore la mettono tra 70 e 80 cm. Metterla qui mi sembrava troppo vicino alla testa, l'abbiamo alzata a 85 invece dei 100 che mi sembra troppo alta, così 85 è quella. E poi lì sopra la presa andrò a fare una mensolina molto semplice che li prende il colore chiaro del letto per andare a appoggiare appunto il telefono e quello che si vuole. Per cui bolla laser, cominciamo a fare le prime tracce. Raga, allora, piccolo inconveniente. Allora, la sostanza è fatta la traccia. Fatalità, la fortuna ha voluto che fossimo a metà di 2 mattoni, quindi c'è la riga perfetta. Altra questione qua è che per fare spazio sono andato di là e sono dietro al termosifone qua. Cazzo. Vabbè, andata così. Per là è abbastanza semplice. Sì. Il punto è che ho il termo davanti, quindi devo togliere il termo. Buongiorno raga, secondo giorno che è partito con demolizione ancora. Purtroppo stavo togliendo dei taffi per poi stuccarli bene, ho visto che ha preso un altro pezzo e niente, siamo andati e abbiamo tolto tutto. Questo pezzo non viene via, neanche quella parete viene via e per fortuna neanche il soffitto. Quindi ora rimane solo da pulire di nuovo qua e capire come impedire in futuro di nuovo questo problema qua. Su Instagram mi avete consigliato tanti di usare un fissativo. Adesso andrò a capire cos'è, come si usa. Allora, prima parte fatta, sia rasato che tirato bene con la spugna. Ora lo lasciamo qua che si asciuga bene. Di qua ne abbiamo dovuto usare un po' di più perché il dislivello, il buco che c'era era abbastanza. Bene, oggi lasciamo perdere la stanzetta piccola, ci concentriamo su questa. Dopo aver finito la parte sotto del battiscopa rasata e tutto, sto decidendo se mettere altri punti presa e pulsante per la luce qua centrale. L'idea, visto che questa qui è una parete in cartongesso, è mettere un altro punto qui e un altro di là per mettere un pulsante per accendere quella luce lì. Inizialmente volevo mettere degli invertitori, avevo dei problemi, non capivo perché volevo mettere degli invertitori. Poi su Instagram mi avete suggerito, ma se metti un relè passo passo con i pulsanti forse fai prima, e ce li avevo già. Ho già i pulsanti, ho già il relè, ho tutto, quindi a costo zero sono riuscito a svoltare la situa. Ora qui ho collegato già tutto in modo provvisorio per vedere se la questione funziona, perché l'impianto elettrico è misto recente, misto anni 60 con i cavi quelli rigidi. Altra roba che ho installato è questa centralina che mi permette semplicemente di accendere con 3 velocità la ventola senza andare là a tirare le cordicine, e posso anche impostare quanto tempo lasciarla accesa. Puoi accendere anche la luce da qui, però questo non lo andrò a collegare, e quindi questa è un'altra grande storia. Quindi adesso mi metto lì, capisco bene dove vanno i fili, cosa portano, se servono, tolgo i fili che non servono più per questo lavoro qui e cominciamo a installare i 2 punti presa in più. Vacca puttana! No, com'è possibile?
Servono le maniere forti allora. Lubrificante per cavi. Quel c***o qua è tutto. Porca no, come si fa a toglierli? Porca no. Oh, l'emulsionante? Sì bene, sì bene. Sì bene, sì bene. Abbiamo un problema. Il tubo, questo qui, è intasato. Blocca all'incirca qua. Con la sonda, secondo me, c'è caduto un sassetto. Ora vi faccio vedere un trucchetto e se riusciamo a toglierlo è la svolta totale. Ringrazio l'elettricista sfasato che su Instagram mi ha detto fai così per togliere se è un sasso, se è altro potrebbe essere un problema. Quello che utilizzeremo molto semplicemente è un compressore, pistola. Spingiamo aria lì dentro per fargli fare il tratto più corto, che quindi è quello lì. Ok, mettiamo l'aria e vediamo se esce. Poi tappo un po' il resto. Ok, non sembra aver funzionato. Prendo questo tubicino così posso infilarlo qua dentro e provare. Non c'è niente da fare, raga, niente da fare. Provate tutte, aria compressa, buttare la sonda da dietro. Sembra che ci sia il tubo rotto, una giunta rotta o comunque qualcosa qua. Spaccare per spaccare, rompiamo il tubo e vediamo un attimo come. Porca troia. Allora è passato qualche giorno dall'ultima spaccata di muro, c'è stato Ferragosto di mezzo, tempo che è servito per riprendere le energie e per confrontarmi con voi su Instagram per capire qual è la mossa migliore da fare. Nel frattempo, la mattina di Ferragosto con Ezio abbiamo tirato una linea nuova qua nell'angolo per poter collegare all'interno qui il relè passo passo e anche il ricevitore per la ventola, mentre qua la situazione è un po' più drastica perché appunto il tubicino che è rotto finisce proprio qui a raso. Quindi l'idea a cui ho pensato è mettere qua a 30 cm dal pavimento un'altra scatola dove mettere poi una presa, togliere se riesco senza distruggere questa mattonella, vado a scavare in modo da poter avere il tubo lì che esce a portata di mano e poi semplicemente farci un raccordo che va da qua sotto alla prima scatola qui. Questo dovrebbe agevolarmi il lavoro, non dovrei avere troppe rotture di scatole e soprattutto un lavoro che non vado a fare adesso è quello di togliere il pavimento e rifare la traccia. Quindi prima cosa ovviamente proviamo a togliere questa mattonella senza romperla. E raga, lo sapevo che i lavori di ristrutturazione così trovano sempre degli imprevisti. Cavolo, speriamo che non ce ne siano altri in futuro o almeno non cose che mi portano via giornate di lavoro. Come non detto, mi è venuto in mente che avevo visto queste qui quando ho sistemato il magazzino, ho fatto il riordino, per cui ho tipo un quindicina di mattonelle nuove. Non ha più senso salvare queste. Quindi ok, tolto tutto, siamo arrivati a questo punto. Il tubo qui è libero, purtroppo con la punta del trapano l'ho ammaccato, per cui lo taglierò appena dopo qua per fargli un'aggiunta con un tubo che va su di qua, come abbiamo detto prima. Questo è esattamente quello che volevo ottenere, un tubo libero da tutte le parti a cui incollare un raccordino in plastica. Teoria, cavolo, guarda, passa veramente un millimetro qua. Oh, che spettacolo, che spettacolo! Quello che ci resta da fare è tagliare via questi maledetti. Ah!
Mamma mia ragazzi, questo è stata dura. Con il caldo, con tutto, la fatica di demolire, lunghissimo. Però abbiamo portato a casa il risultato. Partendo dal basso ho riempito tutto quello che mancava. Qua ho riempito il più possibile, tenuto fermo la scatoletta facendo questa piccola strutturina in legno. Con 2 chiodi è tenuta ferma e con 2 viti è fissata la scatola. Quindi me la tiene esattamente a filo del muro rasato, che è quello che dovremo raggiungere dopo. E il resto ho riempito la maggior parte dei fori con i cocci che ci sono lì e fino a domani non si tocca più. Ora, prima di chiudere questa giornata che è veramente afosa e ho gocciolato sudore tutto il giorno, quello che manca da fare e che posso fare oggi è su questa parete. Ho già posizionato qui il laser che segna esattamente sia l'altezza di quello sia il centro. Vedete che non è centrata, ma la scatola che c'è là dietro in realtà è qui, quindi voglio farla centrata con quello, anche perché su queste magari le vado a sostituire, visto che non c'era nessun castelletto o altro, non hanno messo niente, le sostituisco con queste scatole da cartongesso. Quindi presa a tazza e cominciamo a forare. È il giorno successivo, prima di continuare a mettere la malta su questo, sono troppo curioso di vedere se la sonda arriva lì senza problemi, senza intoppi. Oddio! Spettacolo! Spettacolo! Molto bene, cazzo! Molto bene! Quindi questa mattina ci concentriamo su fare di nuovo tutti i collegamenti e vedere che funzioni tutto con i pulsanti, con la cosa, la questione. Bene, finito, ho già dato tutta una mega pulizia, montato anche la lampadina nuova. Intanto Ezio di qua spacca. Quindi adesso abbiamo il pulsante che accende qua, pulsante che accende qua sotto e il terzo pulsante anche qua che funziona. L'altra cosa, ecco il telecomandino che funziona tutto, andato alla grande. I prossimi lavori da fare in questa stanza e nell'altra, uno è quello che sta facendo Ezio, quindi togliere l'intonaco che è rimasto prima di rasare completamente la parete. Quello che bisogna fare in questa stanza invece è uno, scrostare via tutto, come qua è già stato fatto, prendere e togliere qualsiasi cosa, ma nel mentre la prima roba che devo finire è prendere e rasare, coprire comunque tutto questo spazio qua. Vorrei solo dire 18 di agosto fa sto lavoro. Allora la situazione è che 1, 2 e 3 sono state scrostate, siamo in condizioni buone, pietose. Io mi sento la merda di una larva, mi sto quasi pentendo di aver fatto tutto. Mi sembra di averlo allungato 10 volte questo lavoro. Vediamo domani. Ok, il giorno successivo qua la situazione è stata completamente pulita da tutte le parti di intonaco che abbiamo staccato ieri. Stamattina siamo andati da Bricomel a fare ancora un po' di spesa di materiale elettrico e non, per finire di fare la rasatura su tutti questi muri. Abbiamo preso il fissativo che serve da dare prima della rasatura in modo che il rasante attacchi per bene. Cominceremo da questa stanza qua, che è la più piccola e mi sembra il modo migliore di cominciare. Una delle cose che dobbiamo fare subito è tirare appunto tutti i cavi che passano lì per la presa che va lì sopra e il deviatore per accendere questa luce qua. Il fissativo che andremo ad applicare è questo Techno Shield della Sberna, fissativo che, come dicevo prima, serve a dare uniformità e consolidare bene la superficie su cui va la rasatura. Quello che dobbiamo fare adesso è aprirlo, mettiamo 1 litro e facciamo una diluizione 1:1 con acqua, come abbiamo letto sulla scheda tecnica, e proviamo a vedere come va così. Ovviamente vi ricordo che noi non siamo esperti di tutto questo, tutte le cose che facciamo prima ovviamente ci siamo documentati online, abbiamo chiesto degli esperti e poi faremo le nostre considerazioni. Quindi se devi commentare, non fare l'ignorante, avrei fatto così. Se vuoi dare un contributo costruttivo, dici cosa andrebbe fatto sempre nel migliore dei modi. Ora, per testare la diluizione
facciamo semplicemente un quadrato in questo punto qua, perché abbiamo più superficie. Abbiamo il rasante che abbiamo già dato, l'intonaco vecchio e un'altra parte che è rasata tipo cemento o altro, per cui lo diamo abbondante qua a pennello e vediamo tra un po' come viene, per capire anche la diluizione se è quella corretta. Nel mentre che aspettiamo questo, tireremo i cavi che vi ho appena detto. Aggiornamento dopo mezz'ora di pura sauna su in soffitta, dove ci saranno almeno 50 gradi. Siamo riusciti a tirare la linea fino lì, dove ovviamente c'è un deviatore che accende qua ed è qui il secondo che accende, quindi alla grande funziona tutto. Quello che dobbiamo fare adesso, come già sta facendo il buon e caro Ezio, è mettere il fissativo sul muro prima di dare il rasante. Siamo il giorno successivo, Ezio qua è già carico come una molla a dare il fissativo, prende e continua fin qua. Il lavoro che dovremo fare oggi è uno di nuovo in questa stanza, visto che è l'unica terminata totalmente, manca la parte del rasante, quindi rasare questa stanza piccola, sì, dare il fissativo e finire il corridoio. Il fissativo su questa è quasi finita. Quello che mi occuperò io stamattina è il fatto di stuccare tutti questi buchi qua col cartongesso, che ho un pezzo di lastra esattamente qui, e poi daremo il fissativo anche qui e raseremo anche questa parete. Ottimo, anche queste prese sono state messe, sono state stuccate tutto. Ora ci sono tutte le scatole nuove, ho tirato anche i fili per la presa USB per caricare il telefono. Ora l'ultima roba che c'è da dare a questa stanza prima della rasatura è il fissativo su questa parete, e avrò sudato 5-6 litri in tutti questi giorni, sicuro. Siamo arrivati al momento finalmente della rasatura. Cominciamo da questa giga parete qua alle mie spalle e pian piano cominciamo a farle qui. Adesso comincia Ezio di qua finché finiscono i lavori dell'altra. L'obiettivo comunque della giornata è rasare a tuono. Ok, ora abbiamo rasato una parete più un'altra parte. Finché Ezio che continua a rasare questa, io con il frattazzo comincio a tirare tutta questa parete, vado avanti là. Se tutto va bene, di oggi almeno 1, 2, 3 pareti le abbiamo fatte. Allora, siamo al giorno successivo. Ieri purtroppo non è finita nel migliore dei modi la giornata lavorativa, perché ero molto frustrato, incazzato, sudato e avrei voluto distruggere tutto lanciandolo fuori dalla finestra. Non è stata sicuramente la giornata di lavoro migliore per entrambi ieri. Abbiamo dato il rasante come avete visto, ma il risultato non è venuto bene a mio avviso, non è venuto omogeneo, abbiamo sbagliato i tempi, il modo di darlo. Quindi ora sono le 16 di pomeriggio, ci siamo presi la mattinata per fare un po' di ricerche e altre organizzazioni sempre di questo lavoro qui, per capire meglio come stendere il rasante, visto che appunto non è il nostro lavoro. Teoria c'è tutta, è la pratica che bisogna imparare bene come darla. Quindi ieri abbiamo fatto 1 e 2 pareti, oggi ridiamo un'altra mano di rasante questo, ma lo faremo assieme. Partiamo insieme dal pavimento, tirandolo dal basso verso l'alto fino ad arrivare alla nostra altezza occhi, e poi sulla scala tipo trabattello per fare la parte in alto. Dopo di questo vediamo un attimo com'è, o lo tiriamo bene con il frattazzo o addirittura aspettiamo e utilizziamo successivamente la levigatrice. Ho questa Planex della Festool, in cui ho già fatto un test di vedere come riesce a levigare, come viene la superficie, come si uniforma tra uno scalino e l'altro, e devo dirvi che fa il suo lavoro, è un ottimo attrezzo. Ieri probabilmente mista stanchezza, sudore, il caldo che mi dà alla testa, la frustrazione di vedere, già non volevo rifare un appartamento da zero, perché questa, come vi dicevo all'inizio video, non è una ristrutturazione, ma abbiamo scoperto delle piccole magagne e dei lavori da fare in più, e piuttosto di non farli o farli approssimativi spendo un po' più di tempo. Però effettivamente un conto era rasare tutta una stanza invece che 2,5 più il corridoio che è venuto fuori, non è stato proprio il massimo, per cui oggi freschi, con le ricerche fatte, altre nozioni imparate, ci riproviamo e vedrete che questa volta verrà un lavoro con i fiocchi. Risultato questo qui: dopo appena mezz'ora abbiamo usato la spatola, quella gommata e non quella di metallo. Il risultato è che la tira così fina riesce a entrare bene nei pori, lascia qualche pezzettino di strisciata così, ma va benissimo, perché una volta asciutto questo qui passiamo con la Planex veloce, in modo da non bisogna levigare o togliere troppo materiale, ma bisogna solamente appianare bene tutta la superficie. Passiamo velocemente a fare le altre pareti. Tutte e 4 le pareti
pareti sono state rasate, tirate più o meno a liscio con questa qua. So che è quella per le mattonelle, per le fughe, però ha fatto egregiamente questo lavoro. Sono molto più soddisfatto. Tu cosa dici? Missione compiuta, stanzina. Perfetto, stanza grande, arriviamo. Allora, più stanchi di prima, più sporchi di prima, ma il risultato che abbiamo raggiunto finora, poi abbiamo finito il rasante ovviamente, è stato tutta questa parete rasata, ovviamente poi qua è già asciutta per quello che si vede uno stacco, questa qui partiti, fatto lì, purtroppo niente. Ezio da bravo aiutante domani e dopodomani non c'è, quindi vado avanti da solo, però solo domani vado a comprarmi il rasante e almeno finisco questa stanza e vedo di finire questa e il corridoio. Altro giorno, altra rasatura. Sono andato a comprare il rasante che avevamo finito ieri, così posso continuare. Stamattina invece con la Planex ho dato una bella levigata a tutto questo muro, un pezzo di questo, un pezzo di quello, un po' per vedere vari supporti come reagivano, e vi devo dire bella tega, sicuramente mi piace di più così che passare il frattazzo 100.000 volte questa cosa. Proseguirò con questo attrezzo. La roba che mi devo concentrare oggi, visto che è già pomeriggio, sono le 3:15, è rasare una, rasare due e rasare 3. C'è un caldo a dir poco fuori di testa, quindi non ho tutto questo grande entusiasmo oggi di farlo. Oh, raga, altra giornata andata e altre pareti rasate. Finito completamente di rasare tutti i muri. Ho rifatto questo perché dopo la traccia che avevo fatto c'era molto avvallamento in dentro. Allora ho finito alle 7:30, iniziato alle 3:30, 4 orette filate per fare tutta questa roba qua da solo. Ho utilizzato quasi 2 sacchi da 25 kg di rasante per fare quello che mancava. Io domani riposo e noi quindi ci vediamo giovedì. Ottimo, sono passati 2 giorni, ormai è tutto bello asciutto, tutto bello pronto, il risultato mi sembra buono. L'obiettivo della giornata e anche di questo video, per concluderlo, che è semplicemente finire di sanare tutte le pareti, averle sistemate, tutto sto lavoro imprevisto che c'è stato, perché ha portato via praticamente 2 settimane in più di lavoro tutta questa cosa qua, oltre spese di materiale che non mi aspettavo. Quindi l'obiettivo di questa giornata è partire con questa stanza, andare di Planex, levigare bene le pareti, ma levigarle tutte, ok? 1, 2, 3, 4. Fare così sia per questa che per la stanza più grande, in modo da capire eventuali difettini e magari andare a ripassare su questi per migliorare appunto anche questi ultimi difetti. Prima cosa da fare però senza ombra di dubbio è qua. Qui bisogna fare una grattata veloce da andare a pareggiare alcuni punti e principalmente dare il fissativo, così nel pomeriggio magari sono pronto anche per rasare questa parete e che non sia mai che di oggi finiamo di fare questo lavoro. Ok raga, munito di esoscheletro di Planex, andiamo a levigare bene tutte le pareti che ci mancano e vediamo un po' quindi in un ambiente ideale come si comporta questo esoscheletro. Dunque, dopo una giornata di utilizzo vi posso sicuramente dare il mio feedback, che è positivo sull'esoscheletro, ovvero per tutti quelli che fanno lavori di muratura, cartongesso, controsoffitti, tengono le mani in alto, magari devono utilizzare una Rotex o una levigatrice del genere, è sicuramente indispensabile, tant'è che ho fatto una prova sia a fare la stanza piccola e il corridoio con l'esoscheletro. La stanza matrimoniale l'ho fatta senza, proprio per capire quanto mi sono stancato prima e dopo. Sicuramente ti va a aiutare. Nel mio caso specifico sono leggermente fuori scala quelle che sono le misure standard di settaggi per l'esoscheletro e io indossandolo lo trovo leggermente scomodo, quindi non è proprio adatto per me. Detto questo, sicuramente per chi fa quei lavori che ho citato prima è un ottimo gadget da avere. Raga, oggi è veramente dura lavorare, c'è un caldo devastante. Come avete appena visto, ho grattato tutte e 4 le pareti per uniformare tutto. Ci sono un paio di difetti. Devo rasare il soffitto e un po' questo corridoietto. Anche questa stanza è tutta rasata, per cui il prossimo passo è: 1, dare un attimo una pulizia; secondo, preparare un secchio di rasante, rasare qua il soffitto e il corridoio, e 2, con quello che avanza andare a sistemare un attimo i difettini che si trovano nelle altre stanze.
Certo che questo caldo ti fa veramente passare la voglia di muoverti in qualsiasi senso. Allora, ieri non vi ho più fatto sapere niente perché sono andato avanti a rasare questa parete e questa, come avete visto, fino alle 9 di sera. Cioè, ero veramente distrutto, sudatissimo, sporchissimo. Non volevo altro che chiudere e andarmene a letto perché la giornata era completata. Detto questo, il soffitto anche qua si è asciugato bene, quindi la roba che devo fare adesso è semplicemente grattare, come abbiamo fatto ieri per tutti gli altri muri, il corridoio e ripassare questa e quella parete. Il caldo non è migliorato più di tanto, per cui cominciamo. Ok, allora abbiamo appena finito di dare tutte le levigature a mano sugli spigoli dove ovviamente la Planex non ci arrivava. Come vedete abbiamo segnato qua alcuni piccoli ritocchini che adesso andremo a dare a stucco, molto semplicemente, e come altrettanto potete vedere abbiamo fatto una grande pulizia in tutte le stanze perché troppo disordine non mi dà chiarezza in testa. Fatto questo, fatto un po' di lavori, andiamo a spuntarli. Allora, camera singola, togliere viti, fatto. Stuccare soffitto lampadario, fatto. Colorare poi, tirare impianto elettrico, fatto. Camera matrimoniale, colorare, dare bianco, montare armadio, non abbiamo fatto nient'altro di tutto ciò. Corridoio, da grattare i muri, dare fissativo, manca questo. E il bagno alla fine verrà fatto molto meno perché grattare il soffitto non verrà fatto. Perfetto, mattonella montata, muri stuccati come vi ho detto, abbiamo liberato tutto, pulito, tolto gli attrezzi che non servono, portato via il cemento, sacchi e quant'altro. Domani il lavoro da fare è grattare velocemente a mano tutti questi punti che ci sono, fare ancora pulizia, sistemare un po' la questione e cominciare a preparare tutto mettendo di nuovo il cartone per terra per preparare finalmente per la mano di finitura. Finalmente raga abbiamo finito di dare il fissativo in questa stanza. Quello che ci manca è preparare tutto, nastrare, coprire tutte quelle cose mega simpatiche prima di dare la finitura, ma questo è tutto un altro mega discorso che vedremo nella prossima puntata. Questa penso sia stata già abbastanza lunga, quindi vi invito di nuovo a iscrivervi così non vi perdete la prossima puntata per scoprire finalmente come andrò a colorare tutto questo nuovo appartamento. Io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.